Amici, bentornati in diretta, sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. È venuta a bere il caffè da noi un'amica che era già venuta a trovarci. Ve la ripresento per chi non ha visto la scorsa puntata. Lei è Nadia Simonato della Federazione Italiana Shiatsu. Sì. Ben ritrovata Nadia. Allora, di Grazie. Shiatsu parliamo e in particolare, come avevamo già fatto la scorsa puntata, parliamo di un progetto importante che si intitola Tocchiamo il cuore del Veneto e riporta ai tristi giorni, però insomma doveroso ricordarli ancora, dell'alluvione che ha colpito purtroppo il nostro territorio i primi di novembre, proprio con il clou diciamo il 2 novembre se non ricordo male, e che davvero ha portato devastazione, moltissimi danni economici, no, nelle nostre campagne, nelle nostre zone, ma anche danni psicologici, e quindi avete ben pensato, no, come operatori dello Shiatsu, che questa disciplina potesse in qualche modo alleviare lo stress, no, di tutte queste persone. Quindi sei qui, vero Nadia, per ricordare che il progetto è sempre attivo, no? Quindi passo a te la Certo. parola, ricordiamo ai nostri amici, soprattutto ovviamente agli alluvionati, a chi subisce ancora le ripercussioni di questo dramma, perché di dramma si Certo. parla, che è ancora attivo il vostro servizio di volontariato, vero Nadia? Sì, il servizio è ancora attivo. C'è praticamente tutta una serie di studi di professionisti che hanno aderito, di operatori presenti in tutto il Veneto. È possibile avere tutti questi nominativi consultando il blog Tocchiamo il cuore del Veneto. L'elenco preciso del collegamento al sito è molto lungo, non ve lo sto a ripetere, basta impostare Tocchiamo il cuore del Veneto Questo è il nome del in progetto. qualunque motore di ricerca. Voi avete modo di trovare sia le giornate di solidarietà, di cui poi adesso magari in coda ne parliamo un attimo di più, sia gli studi dei professionisti che sono disponibili. Una delle motivazioni, ormai è attivo da qualche mese, che ci viene a chiedere ma perché una persona dovrebbe venire a A richiedere, pungolare perché dovrebbe chiedere ancora di poter ricevere passo. il trattamento lo si può ricevere, ripeto, basta telefonare, si prende appuntamento. Obiettivi di un trattamento Shiatsu, in questo caso cosa potrebbero Ecco, essere? ricordiamo l'importanza di questa Certo. pratica di origine orientale, no, Nadia? Certo, cosa si potrebbe ricavare da un incontro di questo tipo? Io presumo, non ho avuto per mia fortuna questa esperienza dell'alluvione, ma sono stata a contatto come ricevente a diversi miei riceventi, hanno avuto questo tipo di problema. Cioè, ricevente sono le persone che si sottopongono, Sì, vero? possiamo In definire in gergo, gergo, noi li chiamiamo riceventi, in maniera molto più riceventi. commerciale si può dire chiaramente clienti, perché Clienti che viene si richiesto una sottopongono allo cosa, shiatsu. certo, che si sottopongono allo shiatsu. Che cosa rileviamo? Che al di là delle problematiche più urgenti, quelle che sono state legate proprio alla situazione contingente, resta un senso di paura, se vogliamo, ben motivata Certo, chiaramente, di delle precarietà difficoltà anche, di no? precarietà, di difficoltà proprio anche rispetto alle proprie cose, il senso di perdita, che insomma mi Molti hanno pare perso tantissimo, tantissimo, sia a livello certo, di non casa che di parliamo poi lavoro. anche non solo aspetto economico, ma tutti i ricordi di una vita, insomma, Certo. cioè, quando ci toccano in maniera così profonda le nostre cose, la nostra casa, vai a toccare tutta la vita della Io ho visto persona. servizi ITG anche recenti dove Ah i sì, problemi ci sono ancora, cioè chi ha subito danni, ecco ah vediamo qui certo. le immagini di repertorio dell'alluvione, chi ha subito danni non ne è ancora venuto fuori, quindi il senso di stress, vero Nadia, il senso di paura, di smarrimento rimangono e si contraggono, credo proprio le spalle, c'è tutta Certo. una contrazione muscolare che potrebbe beneficiare dei massaggi Diciamo, shiatsu. Damiana, che grazie appunto a questo spunto che mi stai offrendo, chiaro che non si tratta di cancellare il vissuto, si tratta di aiutare il corpo a integrare gli aspetti emotivi, gli aspetti anche di tensione. Molti di loro hanno lavorato in condizioni veramente disperate per giorni, per cui anche fisicamente il loro corpo è stato provato in maniera particolare. Per cui come gruppo Shiatsu, come persone attive in questa arte, in questa disciplina, abbiamo deciso che la cosa che potevamo offrire era una parte del nostro lavoro. Ecco, e Certo. perché si è deciso di partire in questo modo. Siamo presenti, ripeto, in maniera molto capillare in Veneto, per cui se loro cercano l'operatore più vicino, per avere un po' di sollievo, di reale efficacia di Certo. questo, chiaramente non basta un trattamento. Sarebbe bene un ciclo Sarebbe bene un almeno ciclo, noi di non abbiamo, 10, sì, una una decina, decina di 10-12 a trattamenti. seconda poi della situazione, noi non abbiamo messo limiti particolari se non le nostre forze umane, per cui quando Certo, non saremo più in grado di poter dire possiamo andare avanti, certo, ci perché regoleremo di volta in c'è un volta. impegno fisico anche per Beh, l'operatore, un insomma, diciamo minimo, che insomma, è un è lavoro un per cui, come lavoro. tutti i lavori, ha anche un impegno, oltretutto poi insomma c'è anche un aspetto proprio relazionale, perché è una cosa che è un'ora di trattamento Ecco, che viene un'ora di trattamento dedicata. individuale che Certo. voi svolgete
tutti i giorni della settimana su richiesta? Beh, su C'è una richiesta sì, alcuni disponibilità? di noi lavorano magari alla settimana corta, alcuni no, comunque è sempre su appuntamento, che richiedono, si mettono d'accordo in base alle loro possibilità, alle possibilità dell'operatore. Ideale anche per i bambini, per esempio, per le donne gravide, cioè molte volte il bambino in apparenza supera molto facilmente, però certi ricordi restano latenti, diventano delle piccole abitudini di O comunque i protezione. bambini respirano la tensione dei genitori, degli Assolutamente, adulti loro sono anche. chiaramente una grossa spugna di tutto quello che circonda, per cui possiamo aiutarli senza problemi. È un trattamento che si fa attraverso i vestiti, non c'è bisogno Quindi di certo, nudarsi, a differenza di massaggi anche un po' più commerciali se certo, vogliamo. comunque con altri approcci, Sì, chiaramente ecco, altrettanto vediamo. validi. Possiamo vedere queste immagini che sono effettivamente molto Riusciamo, sì. chiare, molto utili a C'è una spiegarci cosa facciamo. digitopressione, vero proprio del Certo, potremmo massaggio. definirla un'agopuntura fatta con le mani. Che a qualcuno, insomma, allieta come idea di non doversi magari bucare. Certo, io personalmente l'apprezzo molto, devo Mhm. dire, per cui l'ho scelta anche come professione perché l'ho incontrata a mio tempo come ricevente, mi era piaciuta molto. Chiaramente sono tutti professionisti, gente formata, non è una scuola, uno studente che va a sperimentare, ma tutta gente che lo fa per Certo, professione e per lavoro, operatori operatori qualificati. qualificati. In alternativa a chi non potesse approfittare della presenza degli studi abbiamo organizzato delle giornate di Mhm. attività, perché magari queste sono sabati e domeniche, è più facile. Abbiamo un'associazione a Vicenza, che è una delle città più colpite, fra l'altro, Dall'alluvione, certo, che ricordiamolo. mette a disposizione i propri spazi, i propri operatori tutti i lunedì mattina, da Mhm. quando è partito il progetto fino a tutta maggio, per cui abbiamo un bel po' di, Di di tempo. giorni Ecco, vogliamo davanti. dare riferimenti, Nadia, Certo, allora, dell'Associazione Vicentina? assolutamente sì, l'associazione si chiama Percorsi di Bambù, è in Sì. zona industriale a Vicenza, via del Progresso, scusate che mi piglio per Certo, tu evitare di leggi le dare i numeri. annotazioni, perché a volte il problema magari se ne parla, ma non ci sono i Eh riferimenti certo, è anche e la difficile gente non magari, sa come certo. organizzarsi. Allora siamo Percorsi di Bambù, Vicenza, via del Progresso 3638, zona industriale. Ah, quindi Via del Progresso non è Vicenza Ovest, forse. Domanda che mi mette in imbarazzo Ah, perché io da allora buona scusami. padovana io ci vado col mio Mi navigatore quando sembra, ci arrivo e da lì. mi sembra che sia in zona industriale di Vicenza Ovest, Via del Probabile. Progresso, Via del Lavoro, In quella ogni zona caso lì. presumo che un cittadino vicentino riesce a Poi organizzarsi, bisogna no? anche documentarsi, quindi Assolutamente. Allora, internet alla mano anche, si vero? trova tutto, vero? Allora, i nostri vicentini e anche non vicentini, chiunque lo Sì. desidera, su appuntamento c'è previsto tutti i lunedì mattina, abbiamo detto, dalle 9 alle 12 Mhm. e il sabato 26 marzo, è una data che rimane attiva, il pomeriggio questa volta, dalle 15 alle 18. Per prendere appuntamento, informazioni, chiarimenti per il progetto di Vicenza, dobbiamo contattare Carlo De Rossi Sì. al 347 Mhm. 25 23 353. Ecco, lo puoi ripetere che magari qualcuno è andato a Assolutamente prendere carta sì, e nel penna, momento che adesso che siamo abbiamo dato il pronti. numero, esatto. Certo, ovviamente questi li trovate anche nel blog Tocchiamo il cuore del Ecco, Veneto. nel blog ci sono C'è tutti i numeri tutto, di nel telefono. blog ci sono varie pagine, andate nelle giornate di solidarietà, trovate questi dati di cui stiamo appunto ragionando ora o andate operatori e trovate l'elenco degli operatori. Bene, allora ripetiamo il Ritorniamo a numero. Vicenza comunque per prenotare Carlo De Rossi 347 25 23 353. Eventualmente Bene. Damiana, poi prima di salutarci li possiamo Sì, siamo ridare, quasi in no? chiusura, Ecco, Nadia, quindi io inviterei appunto tutti, lo ricordiamo, a collegarsi al blog. è la Basta cosa migliore. digitare sul il sito, su un qualunque motore di ricerca, il blog di Tocchiamo il cuore del Veneto. Veneto. Questo è il nome del progetto, penso si aprano anche altre informazioni Assolutamente. Io con avrei tutti i piacere però numeri. di Sì, lanciare un ulteriore certo. messaggio invece per una maratona che organizzeremo il 7 e l'8 maggio. Un po' in là nel Sì. tempo, però E magari poi uno lo si può, ricordo magari qua ecco, magari poi uno sempre. si può organizzare Certo. chiaramente. Questa volta saremo a Bovolenta. Comune colpitissimo dall'alluvione Direi anche proprio di quello. sì e grazie a anche una cittadina di Bovolenta che siamo Mhm. riusciti a organizzare questa cosa e Ombretta Barcaro che si occuperà anche della raccolta delle adesioni da parte dei suoi Sì. concittadini e Ombretta ha lasciato il suo numero che rende disponibile per Ok, chi vorrà diamolo che siamo chiedere. in chiusura. Benissimo, il numero di Ombretta è il 340 Sì? 33 96 010. Perfetto.
340, lo ripetiamo al volo. 340 3396 010. Va bene Nadia, spero insomma con questo spazio a disposizione che abbiamo un po' rinfrescato la memoria a tanti amici colpiti dall'alluvione, diciamo che il servizio è destinato a loro. Assolutamente intanto, sì, quindi è un certo. servizio comunque circoscritto. Con questo bel progetto tocchiamo il cuore del Veneto, quindi un tocco per togliere tensioni e un po' di stress sicuramente alle persone colpite dall'alluvione. Certo. Allora Nadia, io ti ringrazio e in bocca al lupo, tienimi aggiornata sul Grazie. progetto. Intanto devo lanciare un video della provincia di Padova su un caratteristico birrificio di terrazza padovana. Ci vediamo a Bene. questo video, io saluto Nadia Simonato e amici saluto voi, vi aspetto domani sempre fra le 13 e le 14 qui nel vostro salottino di Telechiara a Chiacchiere Caffè. Ciao a tutti, grazie, a domani. Grazie. Buona giornata ai nostri gentili telespettatori. Oggi Acome Agricoltura ci porta a Terrassa Padovana, una ridente località di circa 2500 abitanti dislocata tra Bovolenta e Conselve. Siamo venuti a visitare oggi una delle attività produttive che sono site qui a Terrassa Padovana, un birrificio. Campobiondo, andiamo a visitare oggi e andiamo a vedere questa attività con il titolare Meneghello Piero. Buongiorno. E la figlia Alice. Buongiorno. Allora, signor Meneghello, un'attività abbastanza relativamente recente, ma che produce già un buon quantitativo di birra, soprattutto da commercializzare qui a livello locale. Sì, noi produciamo circa 500 litri alla settimana e sì, essendo una produzione relativamente piccola ci limitiamo alla zona, alla provincia di Padova e un massimo nel Veneto per il momento. Quindi una birra artigianale, non industriale, ma per palati raffinati, quindi una birra di qualità. Di sicuro possiamo definirla una birra di qualità, non essendo né filtrata né pastorizzata, è rifermentata in bottiglia, quindi è una birra che ha un'evoluzione anche poi nella bottiglia stessa e di sicuro possiamo definirla una birra di qualità. Partiamo quindi dalla materia prima, l'orzo addirittura importato dalla Germania. Sì, ci sono anche in Italia produzioni di orzo, sono diciamo tutto sommato piccole. Al momento preferisco prendere l'orzo importato dalla Germania per diciamo, una qualità, una diversità di orzi che è garantita da tantissimo tempo. Allora, partendo dalla materia prima che è l'orzo, vediamo con Piero quali sono le fasi di lavorazione. Sì, allora l'orzo innanzitutto viene macinato per fare poi un impasto che andrà in uno dei 3 tini che fanno parte dell'impianto. Possiamo vederlo, sì. E iniziamo da questo tino, che è un tino chiamato tino di ammostamento, perché proprio in questo tino viene fatta il primo passaggio di quello che è la miscelazione acqua e cereale per ricavarne degli zuccheri, per ricavarne un mosto che sarà ricco di zuccheri che poi serviranno per la fermentazione. Dopodiché è avvenuto diciamo, l'ammostamento, che comporta di rimanere fermi a temperature per un tot di tempo. Tutto questo impasto viene trasferito in un altro tino che possiamo vedere qui, è un tino di filtrazione, dove in questa fase verrà separata la parte solida dalla parte liquida. Allora, ritornando al primo tino, avviene l'aggiunta del luppolo e la bollitura. Sì, infatti in questo tino avviene la bollitura, dove in questa fase si aggiunge il luppolo per dare amaro
aroma, gusto. Ci sono varie tipologie di lupoli, dipende dalla ricetta, dipende dalla tipologia di birra che uno vuole fare. Quindi se noi vogliamo dare dell'amaro alla birra, gli aggiungeremo lupolo all'inizio. Se vogliamo dargli del gusto, ne aggiungeremo verso la metà di bollitura, mentre se vogliamo dare solo dell'aroma, se ne aggiungerà verso la fine una certa quantità. Dopo aver fatto la bollitura, tutto quanto il mosto passerà in questo tino dove verrà centrifugato, quindi tramite lo scambiatore di calore che troviamo qui sotto l'impianto passerà acqua fredda che mi andrà a raffreddare tutto il mosto, che poi passerà in uno dei tini di fermentazione. Qui avviene la fermentazione che durerà 7 giorni, 10 giorni, dipende dal tipo di lievito, dalla birra stessa, dal mosto stesso. E qui avviene una prima fermentazione, perché poi, passati questi giorni, verrà trasferito il tutto in un altro tino per avere un prodotto sempre più pulito. È quello che arriva praticamente sulle nostre tavole, allora. Ecco, finalmente possiamo avere un assaggio di quello che è la produzione nuova della birra. Sì, adesso stiamo spillando un po' di birra e quando avrà raggiunto un grado di limpidezza ottimo la metteremo nelle bottiglie per poi fare la maturazione in bottiglia e la rifermentazione in bottiglia stessa. Quanti gradi ha questa birra? Questa avrà 7,5 gradi volume. È molto aromatica, profumata, anche perché queste birre molto spesso contengono degli aromi, e in questo caso si tratta di buccia d'arancia e coriandolo, che danno un'aggiunta in più a quello che è il processo e la birra stessa, diciamo. Come vediamo, quindi sono tutti prodotti naturali che vengono aggiunti alla birra per conferirle un sapore veramente più aromatico. Esaltano di più il prodotto e danno quel qualcosa in più, quell'aroma, quel particolare gusto, e vengono usate proprio per dare a queste birre un'intensità maggiore. Dopo circa 20 giorni di lavorazione viene imbottigliata, possiamo vedere, non so, come per esempio viene effettuato l'imbottigliamento. Sì, adesso la macchina è regolata per le bottiglie da 33, che sono queste qui, e la bottiglia viene attaccata alla bocchetta e così viene riempita fino al livello che... Beh, una volta intanto imbottigliate vengono tappate in questa macchina qui, che è la tappatrice, e quindi la bottiglia viene messa qui sotto e con il pulsante, con i due pulsantini, viene tappata. Dopodiché viene etichettata, questa è l'etichettatrice, la bottiglia viene sistemata in questa maniera qui e tramite i rulli viene etichettata. Dopodiché la birra non è ancora pronta, perché noi effettuiamo la rifermentazione in bottiglia, quindi deve stare altri circa 20 giorni in base al tipo di birra e poi è pronta per la vendita. Siamo arrivati all'ultima fase ormai in cui il prodotto viene venduto, commercializzato. Vediamo però diverse tipologie di birra qui. Ci può spiegare, signor Piero, quali sono le tipologie che voi producete? Ne abbiamo al momento 6 a catalogo. Abbiamo 2 birre leggere da 5 gradi sullo stile lager. La differenza sta che la solare è leggermente lupolata, mentre la radiosa è una birra molto più amabile. Poi abbiamo uno stile Oktoberfest che proprio per lo stile stesso, questa birra è un po' più corposa. Più avanti abbiamo una birra nello stile belga, nello stile triple, e questa è una birra che ha un grado superiore, mi fa 7,5 gradi alcolici,
ed è molto aromatica, profumata, quindi mi esprime una varietà di aromi e profumi che sono molto intensi. Poi abbiamo una birra stile tedesco, anche questa una Weizen, che queste birre hanno la caratteristica di essere fatte con circa il 50% di frumento, hanno un lievito loro particolare. E poi abbiamo una birra rossa che proprio per le caratteristiche dei malti aggiunti mi dà un colore che va da rosso rubino all'ambrato. Ha anche questa degli estimatori che la preferiscono ad altri tipi. Siamo qui oggi anche con l'assessore Domenico Riolfatto, assessore all'agricoltura della provincia di Padova. Assessore, un'attività che è un po' originale per il nostro territorio, ma forse anche per questo proprio un fiore all'occhiello. Eh sì, quando si consuma una birra nei ristoranti o a casa, eccetera, si pensa sempre alla birra tedesca, al nord Europa, eccetera, mentre abbiamo delle aziende anche di modeste dimensioni come questa che riescono a fare un prodotto di altissima qualità, un prodotto italiano, un prodotto genuino che può essere trovato vicino a casa e consumato, ma soprattutto è una occasione per dare un reddito al mondo dei nostri giovani, soprattutto che utilizzando prodotti agricoli di qualità possono realizzare queste bevande straordinariamente saporite come sanno fare loro. Quindi lontano dal business a livello mondiale, a grandi livelli, qui si può trovare veramente una birra, come dice lei, di qualità, è una birra artigianale che anche se non ha una grande produzione, una grande distribuzione, però forse proprio per questo si fa apprezzare per le sue qualità. Sì, è proprio questo il pregio, quello di non uniformare i gusti, non uniformare i sapori, ma avere proprio nella lavorazione, nella miscela che viene fatta e nella maestria che hanno anche questi produttori di birra, diciamo, di dare qualcosa di particolare che si separa, che aumenta la qualità e che quindi fa la differenza. Quindi un buon gustaio chiaramente preferisce la birra artigianale rispetto alla birra industriale. Abbiamo visto quindi oggi la produzione della birra, una delle bevande più diffuse al mondo e forse anche una delle più antiche come bevande alcoliche, e quindi approfittiamo per salutare il signor Piero e la figlia Alice e li ringraziamo della nostra visita e invitiamo tutti i nostri telespettatori a degustare la birra di Piero. Grazie. Grazie, la ringrazio. Grazie Alice. Grazie. E allora un bel brindisi a tutti. We get it almost every night when there are